questa prima prova, che traccia hai scelto? Ma la prima prova era abbastanza tranquilla alla fine, sono andato senza aspettarmi niente di che e effettivamente erano le prove che abbiamo fatto durante l'anno e io ho scelto la tipologia D, l'ultima, che parlava del progresso e le civiltà. Io ho fatto vari esempi di società che a livello industriale comunque sono tra le prime al mondo, come gli Stati Uniti o addirittura la Germania del Terzo Reich di Hitler, ma dal punto di vista sociale, come sappiamo, non si sono comportati poi così bene. E quindi praticamente la conclusione mia è che si punta molto di più al giorno d'oggi allo sviluppo tecnologico quanto allo sviluppo sociale umano. Domani invece che prova ti aspetta? Sei preoccupato? Domani c'è la versione di latino e sì, sono preoccupato. Che cosa vuoi fare da grande? E da grande io voglio andare a vivere negli Stati Uniti perché l'anno scorso ho fatto l'anno fuori in California e mi sono iscritto all'università La Lewis, relazioni internazionali in inglese, e così spero che mi potrà dare un futuro là. Non c'era molta scelta per le tracce perché tre tracce toccavano il progresso della tecnologia nel lavoro, altre due il rapporto con la natura e l'uomo, e poi c'era una traccia storica e una traccia su disastri e ricostruzione. E tu che cosa hai scelto? L'ultima, quella su disastri e ricostruzione. Ho parlato del terremoto del centro Italia e mettendolo in paragone con alcuni altri eventi distruttivi che avevano toccato la penisola, come la distruzione di alcune città durante la seconda guerra mondiale e anche l'esondazione dell'Arno a Firenze. E questa notte come l'hai passata? Sei riuscita a dormire? Sì, abbastanza tranquillamente, ho dormito, ho preso una tisana prima di andare a dormire e è fatta. La traccia C, il tema storico, era quello sul boom economico, quindi alla fine era fattibile comunque, ma tutte le tracce non erano alla fine complicatissime. L'unica analisi che era un autore che non si conosce, quindi l'ho evitata. Ho scelto la B2, quindi quella socio-economica. Ho parlato dell'industria 4.0, ho fatto un confronto con la globalizzazione e come questa industria potrebbe portare lati positivi o negativi in Italia. Domani avremo diritto di economia, quella è un po' più preoccupante rispetto alla prima perché gli argomenti sono tanti. Io vorrei provare a diventare notaio, nel caso in cui non riuscissi comunque mi piacerebbe essere una figura politicamente esposta. Penso che tanto in questo periodo siamo noi giovani che dobbiamo dare un'immagine nuova a quello che è la politica. Ho preso la traccia socio-economico che parlava dell'influenza che ha la tecnologia sul lavoro e quindi ho scritto un po' che comunque leva posti di lavoro, ho argomentato appunto la mia tesi. Comunque pure nelle simulazioni che abbiamo fatto durante l'anno c'erano argomenti simili. Quindi ho scelto quello, alla fine spero sia andata bene. Per domani c'è seconda prova, abbiamo inglese, quella che preoccupa più di tutti è la terza prova. Ho scelto la tipologia D, il tema libero, l'argomento era il progresso a livello della società attuale e anche in passato. Ho parlato di bioetica, che sarebbe l'unione tra le nuove scoperte in campo medico e come la società le recepisce. Poi ho parlato del positivismo e poi insomma di tutti quei fenomeni virali di internet che arrivano ai giovani e che recepiscono in modo sbagliato, non so, la Blue Wall Challenge. Che cosa vuoi fare da grande? Mi piacerebbe entrare nella Guardia di Finanza o comunque entrare negli organi di polizia a livello d'ufficio, quindi non di pattuglia, o se no in alternativa anche fare il giurista, non mi dispiacerebbe.